Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi finiamo il cane infernale del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto, scritto da Dion Fortune. Insomma, vediamo appunto di vedere come finisce, come si conclude questo interessante, intrigante racconto che parla insomma di come è possibile attraverso la creazione di un'immagine astrale proiettarla verso qualcuno. Vi dico che comunque non è necessariamente usata a scopi malvagi come in questo racconto, voglio dire, intendo questa tecnica non è necessariamente usata con questi risvolti, però esiste, è reale e dunque leggiamo come prosegue questo racconto, però come di consueto vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Rimasi segretamente divertito dall'ipotesi azzardata di Taverner e dal modo in cui la ragazza cadde felice nella sua trappola. «Oh no», rispose, «ho spesso questi impulsi e proprio spinta da uno di questi che sono venuta fino qui». «Allora», commentò Taverner, «può ben essere che sulla scia di un altro di questi impulsi vi siate fidanzata con Mortimer e vi posso anche dire che io sono il responsabile dell'impulso che vi ha portata qui». La ragazza lo guardò meravigliata. «Da quando ho saputo della vostra esistenza ho desiderato conoscervi. Qui ospitiamo un'anima che al momento è sotto la mia cura e sono convinto che voi giochiate un ruolo importante per il suo benessere». «Lo so», rispose la ragazza, guardando le ampie spalle dell'ignaro Martin con talmente tanto desiderio e struggimento da tradire i suoi veri sentimenti. «Alcune persone inviano dei telegrammi quando desiderano comunicare, ma io no. Io invio pensieri, perché sono sicuro che a quelli si obbedirà. Una persona può ignorare un telegramma, ma agirà in base a un pensiero, perché crederà che sia stato suo. Naturalmente è necessario che non sospetti di essere stata oggetto di suggestione, perché altrimenti finirebbe col fare l'esatto contrario». Miss Allam lo guardò stupita. «È davvero possibile una cosa del genere?» esclamò. «Stento a crederci». «Vedete quel vaso di gerani scarlatti sulla sinistra del vialetto? Farò voltare vostra madre per coglierne uno. Guardate». Entrambi guardammo la donna inconsapevole mentre Taverner concentrava la sua attenzione su di lei e veramente, quando passarono di fianco al vaso, lei si volse e colse un fiore scarlatto. «Cosa avete fatto ai nostri gerani?» le gridò Taverner. «Mi dispiace moltissimo», rispose lei. «Temo di aver ceduto a un impulso improvviso». «Non tutti i pensieri vengono generati dalla mente che li pensa», continuò Taverner. «Noi inviamo di continuo suggestioni inconsapevoli agli altri e influenziamo le menti senza saperlo. Se un uomo che conosce il potere del pensiero esercitasse deliberatamente la propria mente per farne uso, sono poche le cose che non potrebbe fare». Durante la passeggiata avevamo raggiunto di nuovo la terrazza e Taverner salutò e si ritirò nel suo ufficio. Lo seguii e lo trovai con la cassaforte aperta e lo schedario sulla scrivania. «Ebbene, Roz, cosa ne pensate di tutto ciò?» mi accolse. «Martin e Mortimer vogliono la stessa ragazza», risposi, «e Mortimer si serve per i suoi scopi personali degli stessi metodi che voi usate con i vostri pazienti». «Proprio così», concordò Taverner. «Un'eccellente dimostrazione pratica dei metodi della magia nera e di quella bianca. Entrambi studiamo la mente umana, entrambi studiamo le misteriose forze della natura. Io uso la mia conoscenza per guarire e Mortimer usa la sua per distruggere». «Taverner», chiesi guardandolo, «che cosa impedisce anche a voi di usare la vostra grande conoscenza per scopi personali?» «Svariate cose, amico mio», rispose. «Innanzitutto, quelli che sono stati istruiti come me sono uomini selezionati, accuratamente esaminati. Secondo, io sono membro di un'organizzazione che sicuramente esigerebbe una punizione in caso di cattivo uso dei suoi insegnamenti. E terzo, sapendo quello che faccio, non oserei abusare dei poteri che mi sono stati affidati. Non esiste una linea dritta nell'universo, tutto segue delle curve, quindi è solo questione di tempo prima che ciò che si è fatto uscire dalla propria mente vi faccia ritorno. Prima o poi il cane di Martin tornerà a casa dal suo padrone». Martin non si presentò a cena e Taverner immediatamente chiese dove fosse.
Ha fatto una passeggiata con le sue amiche fino al crocevia per metterle sull'autobus per Haslemere, spiegò qualcuno, e Taverner, che non sembrò affatto contento della cosa, guardò l'orologio. Ci sarà luce ancora per un paio d'ore, disse. Se non sarà rientrato per il tramonto, Roz, avvertitemi. Era una sera grigia, il buio e un temporale minaccioso avanzavano in fretta. Poco dopo le 8 andai a cercare Taverner nel suo studio e gli comunicai. Martin non è ancora rientrato, dottore. Allora faremo meglio ad andarlo a cercare, concluse il mio collega. Uscimmo dalla finestra per non farci vedere dagli altri pazienti e passando attraverso il boschetto di arbusti raggiungemmo in fretta la brughiera. Vorrei sapere quale strada ha preso, disse Taverner. Ci sono parecchi sentieri tra cui scegliere. Faremo meglio a salire in un punto più alto e cercarlo con il binocolo. Salimmo su un promontorio ricoperto di pini silvestri sbattuti dal vento e Taverner passò in rassegna con il binocolo i sentieri di Erika. Alla distanza di 1 chilometro scorse una figura che si muoveva nella nostra direzione, ma era troppo lontana per riuscire ad identificarla. Probabilmente si tratta di Martin, suppose il mio compagno, ma non possiamo ancora esserne sicuri. Faremo meglio restare qui e vedere cosa succede. Se scendiamo giù a valle rischiamo di perderlo di vista. Prendete il binocolo, i vostri occhi sono migliori dei miei. Si sta facendo buio maledettamente presto stasera. Avremmo dovuto avere un'altra mezz'ora di luce. Si era levato un vento freddo che ci faceva tremare nei nostri abiti leggeri, poiché eravamo usciti in marsina e senza cappello. Pesanti nubi grigie si addensavano verso ovest e gli alberi si lamentavano inquieti. L'uomo nella brughiera si muoveva di buon passo, senza guardare né a destra né a sinistra, ad eccezione della figura solitaria, la grande distesa grigia e desolata era deserta. All'improvviso l'andatura sostenuta si interruppe. L'uomo si guardò alle spalle, si fermò, poi affrettò il passo. Poi si guardò di nuovo alle spalle e si mise a correre. Dopo pochi metri ricominciò a camminare, fissando la strada che aveva di fronte e rifiutandosi di girare la testa. Passai il binocolo a Taverner. Si tratta sicuramente di Martin, affermò, e ha visto il cane. A questo punto avevamo capito quale sentiero stava seguendo e scendendo dalla collina iniziamo a camminare rapidamente per andargli incontro. Avevamo percorso circa 300 metri quando nell'oscurità di fronte a noi udimmo un rumore, l'urlo straziante e inarticolato di una creatura cacciata a morte. Taverner emise un grido tale di cui non pensavo polmoni umani fossero capaci. Ci precipitammo lungo il sentiero fino in cima a una salita e mentre correvamo giù per il pendio scorgemmo una figura che lottava in mezzo all'erica. I nostri sparati bianchi risaltavano nell'oscurità crescente e l'uomo si diresse verso di noi. Era Martin che si era dato alla fuga di fronte al cane della morte. Distanziai velocemente Taverner e afferrai tra le mie braccia l'uomo inseguito, dato che urtammo violentemente l'uno contro l'altro lungo il sentiero. Potevo sentire il cuore esausto battere contro il suo torace come un motore che funzionava male. Lo feci distendere a terra e quando arrivò Taverner con la borsa da pronto soccorso facemmo il possibile. Arrivammo appena in tempo, ancora pochi metri e l'uomo sarebbe crollato. Quando mi raddrizzai e mi guardai intorno nell'oscurità, ringraziai Dio di non avere il terribile dono della chiaroveggenza che mi avrebbe consentito di vedere che cosa se l'era squagliata in mezzo all'erica al nostro arrivo. Che qualcosa fosse passato non avevo alcun dubbio, perché una mezza dozzina di pecore, che pascolavano poche centinaia di metri più in là, si sparpagliarono per farla passare. Riportammo Martin in casa e vegliammo accanto a lui. Era a rischio con quel cuore maltrattato e fummo costretti a usare del narcotico per i suoi nervi tormentati. Poco dopo mezzanotte Taverner andò alla finestra e guardò fuori. «Venite qui, Roz», mi chiamò. «Vedete niente?» Dissi di no. «Sarebbe una buona cosa per voi se lo vedeste», dichiarò Taverner. «Avete il vizio di trattare le forme pensiero prodotte da una mente come se, per il fatto che non hanno un'esistenza oggettiva, fossero innocue. Venite qua e vedrete le cose dal punto di vista del paziente». Iniziò a tamburellare con le dita sulla mia fronte usando uno strano ritmo sincopato. Dopo alcuni istanti provai una strana sensazione, come se uno starnuto represso si stesse facendo strada dal naso verso il cranio. Poi notai una fievole luce fuori nell'oscurità e vidi un velo bianco-grigiastro estendersi fuori dalla finestra. Al di là scorsi il cane infernale. Una forma indistinta sbucò dall'oscurità, si lanciò verso la finestra e saltò con il solo risultato di sbattere la testa contro quella pellicola grigia e ricadere all'indietro. Si rialzò, saltò di nuovo e cadde nuovamente all'indietro.
Un latrato silenzioso sembrò giungere dalle mandibole aperte e nei suoi occhi brillò una luce che non sembrava di questo mondo. Non era la luce verde tipica di un animale, ma un grigio violaceo riflesso da qualche freddo pianeta al di là della portata dei nostri sensi. Ecco cosa vede Martin ogni notte, disse Taverner, solo che nel suo caso la cosa si trova addirittura nella stanza. Devo aprire un varco nella campana di vetro psichica contro la quale sta sbattendo il muso e lasciarla entrare? Scossi la testa e girai le spalle a quella visione da incubo. Taverner passò rapidamente la mano sulla mia fronte con uno strano movimento, come per afferrare qualcosa. Vi è risparmiato molto, continuò, ma non dimenticate mai che le allucinazioni di un folle sono reali per lui, quanto quel cane lo era per voi. Il pomeriggio seguente stavamo lavorando in ufficio quando fui chiamato per andare a ricevere una signora che attendeva nell'atrio. Si trattava di Miss Hallam e mi chiesi cosa l'avesse fatta tornare così presto. Il maggiordomo mi ha detto che Mr. Martin è malato e che non posso vederlo, ma mi chiedevo se il dottor Taverner potesse dedicarmi qualche minuto. La accompagnai nell'ufficio e il mio collega non sembrò affatto sorpreso nel vederla. E così avete restituito l'anello? Osservò. Sì, rispose lei. Come fate a saperlo? Che genere di magia avete usato questa volta? Nessuna magia, mia cara Miss Hallam, solo buonsenso, qualcosa vi ha spaventata. Nella società normale non capita spesso che le persone vengano spaventate in modo particolare, quindi deduco che deve essere accaduto qualcosa di straordinario. Solo che vi siete legata a un uomo pericoloso, quindi ho pensato a lui. Cosa potete aver fatto per causare la sua ostilità? Eravate appena stata qui, lontana dalla sua influenza, in compagnia dell'uomo a cui volevate bene. Probabilmente avete sperimentato un improvviso mutamento dei vostri sentimenti. Voi, pensando che io sappia tutto, non avete neanche provato a negare, dandomi in questo modo le informazioni che volevo. Ma, dottor Taverner, chiese la ragazza sconcertata, per quale motivo vi siete disturbato a fare tutto questo quando avrei risposto alla vostra domanda se me l'aveste chiesto? Perché volevo che vedeste da sola il modo in cui è possibile manipolare una persona fiduciosa, rispose lui. E adesso ditemi cosa vi ha portata qui. L'altra sera, quando sono tornata a casa, sapevo di non poter sposare Tony Mortimer, iniziò a spiegare. Così la mattina seguente glielo scrissi, si precipitò a casa mia e chiese di vedermi. Mi rifiutai perché sapevo che se l'avessi visto sarei stata nuovamente in suo potere. Allora mi ha mandato un messaggio dicendo che non se ne sarebbe andato finché non mi avrebbe parlato, finché non mi avesse parlato. E mi è preso il panico. Avevo paura che sarebbe salito al piano di sopra con la forza, così sono scivolata fuori dalla porta di servizio e ho preso il treno fino qui, perché per qualche motivo ero convinta che voi avreste capito cosa mi stava succedendo e sareste stato in grado di aiutarmi. Naturalmente so che non può puntarmi una pistola alla tempia e obbligarmi a sposarlo, ma ha una tale influenza su di me che ho paura possa farmi fare qualcosa a dispetto di me stessa. Credo, commentò Taverner, che dovremmo trattare in modo drastico con Anthony Mortimer. Taverner la accompagnò di sopra e lasciò che lei e Martin si guardassero per un minuto senza dirsi una parola. Quindi la affidò alle cure della capo infermiera. Quella sera stessa, verso la fine della cena, mi fu comunicato che un signore desiderava vedere il segretario, così mi recai nell'atrio a vedere chi potesse essere il nostro ospite. Un uomo alto, scuro, con occhi veramente singolari, mi salutò. «Sono venuto a prendere Miss Hallam», iniziò. «Miss Hallam?» ripetei come perplesso. «Sì, certo», confermò, in un certo modo colto alla sprovvista. «Non si trova qui?» «Chiederò alla capo infermiera», risposi. Tornai nella sala da pranzo e sussurrai a Taverner. «Mortimer è qui». Alzò le sopracciglia. «Lo vedrò nell'ufficio», rispose. Ci accomodammo là, ma prima di far entrare il nostro ospite, Taverner sistemò la lampada da tavolo in modo tale da lasciare il suo viso in ombra, praticamente invisibile. Poi Mortimer fu fatto entrare. Assunse dei modi autoritari. «Sono venuto per conto della madre per riportare Miss Hallam a casa», affermò. «Vi sarei grato se la voleste informare che sono qui». Miss Hallam non tornerà a casa questa notte e ha avvisato la madre con un telegramma. Non vi ho chiesto quali erano i piani di Miss Hallam, vi ho chiesto di dirle che sono qui e che desidero vederla. Presumo che non abbiate alcuna intenzione di opporvi. Invece sì, rispose Taverner, mi oppongo fermamente. Miss Hallam si è rifiutata di vedermi? Non gliel'ho chiesto. Con quale diritto prendete questa oltraggiosa posizione? Con questo diritto, rispose Taverner facendo un segno particolare con la mano sinistra.
Sul dito indice portava un anello di fattura straordinariamente insolita che non avevo mai visto prima. Mortimer sobbalzò come se Taverner gli avesse puntato una pistola alla testa. Si sporse attraverso la scrivania e cercò di distinguere i lineamenti in ombra, poi il suo sguardo cadde sull'anello. «L'anziano dei sette!» ansimò e fece un passo indietro. Poi si girò e strisciò verso la porta, gettando al di sopra della spalla uno sguardo carico di odio e di paura, come non avevo mai visto prima di allora. Vi assicuro che mostrò i denti e ringhiò. «Fratello Mortimer», disse Taverner, «questa notte il cane tornerà al suo canile. Andiamo a una delle finestre del piano di sopra e assicuriamoci che se ne vada davvero», continuò Taverner. Dal nostro punto di osservazione privilegiato potemmo vedere il nostro ospite avviarsi lungo la strada polverosa che portava a Thursley. Tuttavia, con mia sorpresa, invece che andare dritto per la sua strada, si voltò e si guardò alle spalle. «Ha intenzione di tornare?» chiesi sorpreso. «Non penso», rispose Taverner. «Adesso guardate, sta per accadere qualcosa». Mortimer si fermò di nuovo e si guardò intorno, come sorpreso. Poi iniziò a lottare. Qualunque cosa fosse quella che lo stava attaccando, evidentemente spiccò un salto perché se la allontanò dal petto. Poi la cosa gli girò intorno, perché lui girò lentamente in modo da affrontarla. Metro dopo metro avanzava lungo la strada fino a venire inghiottito dall'oscurità crescente. «Il cane sta seguendo a casa il suo padrone», commentò Taverner. Il giorno dopo venimmo a sapere che il corpo di uno sconosciuto era stato trovato vicino Bramshot. Si pensava fosse morto per un attacco di cuore, perché non c'erano segni di violenza sul corpo. 6 chilometri! Esclamò Taverner. Ha corso un bel po'. E così si conclude Il cane infernale, questo racconto del libro, come ho detto, I segreti di Taverner, dottore dell'occulto, di John Fortune. Noi ci troviamo per il prossimo racconto, alla prossima condivisione, il 7° racconto per la precisione, che si intitola Una figlia di Pan. Per il momento vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fino qui, per la compagnia che ci siamo fatti. Vi invito ovviamente, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. E appunto ci troviamo qui su questo canale alla prossima condivisione. Un abbraccio dalla vostra Hilde Garda.